L'Acragas questa mattina a Cosenza ha svolto un allenamento in vista della gara di domani pomeriggio con il Monopoli. I biancoazzurri sono coscienti che non ci sono alternative alla vittoria, che rimane l'unica opportunità per quella salvezza inseguita e che fino a qualche settimana fa sembrava cosa fatta. Poi è arrivato un direttore di gara domenica scorsa, il signor Fiorini di Frosinone, che all'Esseneto ne ha combinate di tutti i colori, con decisioni anche scandalose come il rigore netto negato all'Acragas e un gol per gli ospiti che andava assolutamente annullato. Ma è acqua passata naturalmente, perché il destino dell'Acragas è nelle mani degli stessi biancoazzurri che dovranno affrontare il Monopoli senza alcun timore. Per l'ultima giornata gli incontri si giocheranno tutti in contemporanea con inizio alle 17:30. Intanto, classifica alla mano, ad Agrigento si guarda alle diverse possibilità di salvezza. L'Acragas, allenata da Raffaele Di Napoli, sarà salva se domani a Monopoli vince con 2 gol di scarto e il Catanzaro non vince. Altra possibilità di salvarsi se l'Acragas vince con un gol di scarto, vince anche la Vibonese e non vince il Catanzaro. Naturalmente molto dipende dal risultato di Monopoli, ma è pur vero purtroppo che la stagione dei biancoazzurri giunti a questo punto si riesce a salvare se dagli altri campi arrivino le notizie sperate, con i tifosi che nella città dei templi incrociano le dita.